Ciao tifosi del Napoli. Bentornati nel nostro canale di notizie, dove vi forniamo gli ultimi aggiornamenti sulla squadra che amiamo. Oggi abbiamo una notizia entusiasmante che scuoterà il cuore dei napoletani e degli appassionati di calcio di tutto il mondo. Parliamo di un rinforzo significativo che promette di portare nuova speranza ed energia alla nostra squadra. Romelu Lukaku, uno degli attaccanti più blasonati di oggi, sta per arrivare al Napoli. Quindi preparatevi, perché vi sveleremo tutto quello che c'è da sapere su questo nuovo inserimento in rosa e su cosa significherà per il futuro del Napoli. Partiamo dalle novità principali. Romelu Lukaku si prepara a diventare il nuovo giocatore del Napoli. L'attaccante belga, noto per la sua forza, abilità e imponente presenza offensiva, ha firmato un contratto fino al 2027. Ma prima di festeggiare, tuffiamoci nei dettagli e comprendiamo l'impatto di questa firma. Romelu Lukaku è un nome che non ha bisogno di presentazioni. L'attaccante belga ha una carriera segnata dai successi in grandi club, come Chelsea, Inter e Roma. Il suo arrivo al Napoli non è solo un'aggiunta di talento, ma anche una strategia per rafforzare l'attacco della squadra. Il tecnico Antonio Conte, che conosce Lukaku come pochi altri, è stato un grande sostenitore di questo acquisto. Conte e Lukaku hanno una storia di successi insieme, a partire dall'Inter, dove Lukaku è stato determinante per vincere il titolo di Serie A. Ora Conte è convinto che il belga possa replicare quel successo al Napoli, portando non solo gol, ma anche esperienza e leadership al gruppo. Si stanno definendo i dettagli per la firma di Lukaku. Secondo lo specialista di mercato Nicolò Schira, la trattativa è alle battute finali e ora non resta che sistemare alcuni aspetti legati ai diritti d'immagine e ai relativi contratti. Questi dettagli, sebbene complessi, sono comuni nelle negoziazioni ad alto livello e dovrebbero essere risolti presto. Lukaku, che si è allenato da solo e ha curato la dieta per mantenere la forma fisica, arriverà al Napoli con un po' di tempo per adattarsi allo stile di gioco e ai metodi di Conte. Nonostante sia stato lontano dal campo, la sua determinazione a mantenersi in forma lo rende pronto ad affrontare le sfide che lo attendono. L'arrivo di Lukaku al Napoli porta con sé diverse aspettative. In primo luogo, dovrebbe essere una grande aggiunta all'attacco, aiutando la squadra a raggiungere i suoi obiettivi in Serie A ed europee. La sua esperienza in grandi club e competizioni sarà preziosa per la crescita dei giocatori più giovani e per innalzare il livello della squadra. Inoltre, la partnership con Antonio Conte si preannuncia come uno dei momenti clou di questa stagione. Conte ha una storia nel tirare fuori il meglio dai suoi giocatori e con Lukaku potrebbe avere il tassello mancante per raggiungere gli obiettivi del Napoli. Il Napoli sta attraversando una fase di rinnovamento e crescita e l'acquisto di Lukaku è un chiaro segnale che il club è impegnato a posizionarsi come forza dominante nel calcio italiano ed europeo. Con un contratto fino al 2027, Lukaku avrà l'opportunità di costruire una storia lunga e di successo con il Napoli. Allora, gente, questa è la grande novità del momento. Romelu Lukaku è in viaggio verso il Napoli con un contratto fino al 2027 e le aspettative per quello che verrà sono altissime. La combinazione tra la forza di Lukaku e la visione strategica di Antonio Conte promette di portare nuovo splendore al Napoli e una spinta significativa alla squadra. Ora che abbiamo discusso gli aspetti tecnici e strategici dell'acquisto di Lukaku, è tempo di vedere come verrà accolto dai tifosi e dalla stampa. L'arrivo di un giocatore blasonato come Lukaku genera grande scalpore, non solo nel Napoli, ma in tutto il panorama calcistico. I tifosi del Napoli, noti per il loro entusiasmo e passione, sono euforici per la notizia. Sui social i tifosi esprimono gioia e speranza per il futuro. Molti credono che Lukaku potrebbe essere il tassello mancante affinché il Napoli possa raggiungere nuovi traguardi in Serie A e nelle competizioni europee. Anche la stampa segue da vicino questa operazione. Analisti e commentatori sportivi stanno discutendo del potenziale impatto di Lukaku e di come potrebbe trasformare le dinamiche della squadra. In molti sottolineano che il connubio tra la qualità di Lukaku e lo schema tattico di Conte potrebbe portare il Napoli verso una nuova era di successi. Nonostante l'entusiasmo, è importante riconoscere che Lukaku dovrà affrontare alcune sfide una volta arrivato al Napoli. Nonostante abbia una vasta esperienza e un curriculum impressionante, adattarsi a una nuova squadra e a un nuovo campionato può richiedere tempo e pazienza. Lukaku dovrà integrarsi nello stile di gioco del Napoli e stabilire una buona alchimia con i suoi nuovi compagni di squadra. La pressione sulle loro spalle sarà grande, dato che le aspettative dei tifosi sono alte. Tuttavia, il suo track record di successi e il suo impegno per il fitness indicano che è pronto ad affrontare queste sfide a testa alta. Inoltre, sarà cruciale il modo in cui Lukaku gestirà la pressione della Serie A e le richieste di Conte. Conte è noto per il suo approccio intenso e per la richiesta del massimo dai suoi giocatori. La capacità di Lukaku di adattarsi a queste richieste sarà un fattore chiave per il suo successo al Napoli. Un aspetto affascinante da tenere d'occhio sarà il ruolo specifico che Lukaku svolgerà nello schema tattico di Conte. Storicamente, a Conte piace usare attaccanti forti e fisici nei suoi sistemi di gioco, e Lukaku si adatta perfettamente a quel profilo. Lukaku può agire come attaccante principale in un sistema a due punte o come riferimento centrale in uno schema offensivo unico. La sua capacità di trattenere la palla, creare spazi e concludere con precisione sarà preziosa per la squadra. È probabile che Conte utilizzi Lukaku anche per allungare le difese avversarie,
creando più opportunità per i suoi compagni di squadra. Oltre all'impatto tecnico-tattico, l'arrivo di Lukaku ha anche risvolti economici e commerciali per il Napoli. I giocatori di alto profilo attirano non solo attenzione e spettatori, ma anche opportunità di sponsorizzazione e merchandising. Il Napoli potrebbe beneficiare di un aumento della visibilità globale e delle vendite di magliette capitalizzando l'appeal internazionale di Lukaku. Questa visibilità può aiutare il club ad attrarre altri talenti e partner commerciali, oltre ad aumentare potenzialmente le entrate derivanti dai diritti di trasmissione e dalla pubblicità. In conclusione, l'arrivo di Romelu Lukaku al Napoli rappresenta un traguardo significativo per il club. Con un contratto fino al 2027 e il sostegno di Antonio Conte, Lukaku è pronto a fare una grande differenza per l'attacco del Napoli e contribuire al successo della squadra. Non vediamo l'ora di vedere l'impatto di Lukaku in campo e come si integrerà nella squadra. Continueremo a seguire da vicino questo entusiasmante viaggio e a fornirvi tutte le novità e le analisi. Al di là delle implicazioni individuali, è fondamentale considerare come Lukaku si inserirà nelle dinamiche della squadra del Napoli. La squadra, sotto la guida di Antonio Conte, sarà probabilmente modellata per massimizzare i punti di forza del nuovo attaccante. Esploriamo alcune delle possibili collaborazioni e dinamiche che potrebbero emergere con l'arrivo di Lukaku. A centrocampo potrebbe rivelarsi decisiva la presenza di giocatori come André Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka. Questi centrocampisti hanno la capacità di controllare il ritmo del gioco e fornire passaggi precisi. La loro capacità di distribuire la palla e mantenere il possesso consentirà a Lukaku di ricevere più opportunità di tiro. La connessione tra centrocampo e attacco sarà fondamentale per il successo della squadra. Oltre alle competizioni nazionali, l'arrivo di Lukaku al Napoli solleva interrogativi anche sull'impatto sulle competizioni europee. Il Napoli ha dimostrato l'ambizione di affermarsi come una forza in UEFA Champions League ed Europa League. Champions League. Se il Napoli riuscisse a qualificarsi in Champions League, l'esperienza di Lukaku nelle competizioni europee sarà preziosissima. Ha già ottenuto prestazioni degne di nota nella competizione con i club precedenti e la sua presenza potrebbe aiutare la squadra ad avanzare ulteriormente nella competizione. Europa League. Per l'Europa League Lukaku potrebbe essere fondamentale per portare il Napoli alla fase finale e, chissà, vincere lo scudetto. La sua esperienza e il suo talento aumentano sicuramente le possibilità della squadra di avere una stagione forte. Non possiamo dimenticare gli aspetti psicosociali dell'ingaggio di Lukaku. La presenza di un giocatore della sua statura può avere un impatto positivo sul morale della squadra e sull'ambiente dello spogliatoio. L'arrivo di Lukaku porta una nuova fonte di motivazione per i giocatori. L'aspettativa di avere un attaccante d'élite nella tua squadra può aumentare il morale dei giocatori e incoraggiare una mentalità vincente. Inoltre, Lukaku può rappresentare un modello per i giovani talenti del Napoli. Il suo duro lavoro, la sua professionalità ed esperienza saranno un esempio da seguire per i giocatori più giovani che stanno cercando di affermarsi nel calcio di alto livello. Infine, è importante considerare le aspettative a lungo termine per Lukaku e Napoli. Con un contratto fino al 2027, Lukaku avrà tempo per consolidarsi come tassello centrale nel progetto del club. Costruire un progetto sostenibile. Il Napoli sta investendo in un progetto a lungo termine e Lukaku fa parte di quella visione. Il successo dell'attaccante potrebbe essere cruciale per affermare il club come una potenza duratura nel calcio italiano ed europeo. Grazie per aver seguito la nostra copertura approfondita di questa grande novità. Se non l'hai già fatto, iscriviti al nostro canale per continuare a ricevere le migliori analisi e aggiornamenti sul Napoli e molto altro ancora. Lascia i tuoi commenti e opinioni qui sotto. Vogliamo sapere cosa ne pensi. Grazie.